Altri 345 arrivati stamani a Porto Empedocle, altri migranti che vanno ad ingrossare il borsino degli approdi sulle coste siciliane e il numero dei salvataggi operati dal dispositivo umanitario Mare Nostrum nel canale di Sicilia, operazione ormai giunta al traguardo e che sarà sostituita dal Frontex Plus a partire dal prossimo mese di novembre. I 345 approdati stamani alla banchina Todaro di Porto Empedocle sono stati raccolti dalla nave militare Libra. I migranti provenienti da vari paesi di Medio Oriente ed Africa subsahariana sono risultati complessivamente in buone condizioni di salute. A coordinare le operazioni di trasbordo è stata come sempre la Capitaneria di Porto, al comando di Massimo Di Marco, a fornire assistenza ai militari della Guardia Costiera, agenti di polizia, dei carabinieri, personale sanitario e volontari delle diverse associazioni, oltre ad alcuni mediatori di madrelingua che hanno favorito le operazioni. Con i 345 di oggi sale a 14.145 il numero di migranti giunti a Porto Empedocle dall'inizio dell'anno, in occasione di 45 operazioni di trasbordo e sbarco che hanno interessato 54 unità militari. Il numero comprende anche i migranti trasferiti a bordo del traghetto di linea. Numeri record come quello reso noto nel rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel quale si rivela che nella prima metà del 2014 il numero di persone in cerca di asilo nei paesi industrializzati è continuato a salire, tanto che a fine anno queste richieste rischiano di essere le più numerose degli ultimi 20 anni. Ciò è dovuto alle guerre in Siria e in Iraq, nonché ai conflitti e alle condizioni di stabilità che caratterizzano tra gli altri paesi come l'Afghanistan e l'Eritrea. Il nuovo rapporto afferma che sono 330.700 le persone che hanno chiesto asilo tra l'inizio di gennaio e la fine di giugno, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente, assestandosi su livelli leggermente superiori al secondo semestre dello scorso anno, quando le domande di asilo erano state 328.100.